Allora Giada, oggi esordio da titolare, hai fatto anche gol, un gol importantissimo perché hai permesso al Vittorio Veneto di pareggiare dopo che nel secondo tempo è entrato un po' maluccio, diciamo. Sì, diciamo che il secondo tempo secondo me abbiamo calato un po' la concentrazione, anche la squadra avversaria ha messo in campo molta più grinta e aveva più voglia di segnare anche secondo me, e difatti ha accorciato prima le distanze, poi è andata anche in vantaggio e poi per fortuna abbiamo fatto il 3-3. Hai fatto il 3-3 perché un'incornata da calcio d'angolo, insomma, è un bellissimo gol. Sì, ho fatto un 3-3, ma è stato grazie anche a Natasha che ha fatto un bellissimo corner. Anche crederci magari e arrivare in quel momento all'impatto col pallone. Sì, quello sì, sicuramente, bisogna sempre crederci a parer mio. Secondo te è stato un ottimo primo tempo, poi come dicevi un po' calato nel secondo, cosa raccogli di positivo della giornata di oggi? Beh, sicuramente il fatto che comunque abbiamo giocato molto bene, soprattutto il primo tempo. Il secondo tempo di positivo, il fatto che comunque non ci siamo abbattute, anche se siamo andate sotto, comunque abbiamo messo tutto quello che potevamo per pareggiare, poi anche per vincere, cercare di vincere, anche se alla fine non ce l'abbiamo fatta, però intanto abbiamo pareggiato. Sarà una contesa lunga tutto il girone di ritorno per arrivare poi definitivamente allo scontro diretto, secondo te? Secondo me sì, e bisogna sempre vincere, sempre dare il meglio, e cioè, ognuno per la sua strada, diciamo. E cioè, diciamo all'infuori del fatto che le altre squadre possano perdere o vincere, noi dobbiamo pensare a noi stesse e ogni partita è una battaglia, ogni partita va vinta. A chi dedichi il gol? Non si dice. Grazie Giada. Niente. Allora Natasha, a Brixen ci hai provato ed è andata dentro. Oggi non puoi dire che è stato un caso quel gol lì. No, sono sincera, questa volta l'ho voluto, nel senso che quando abbiamo fatto il primo gol avevo fatto il cross e ho visto che il portiere aveva un attimo anticipato l'uscita e quindi ho detto vabbè dai, stavolta vediamo se lo fa di nuovo. L'ha fatto e quindi sono riuscita a metterle là sul secondo palo. Parliamo della partita in generale, peccato perché Vittorio Veneto che domina il primo tempo e poi in 15 minuti butta via tutto, c'è qualcosa da sistemare. Sì, vabbè, peccato perché comunque eravamo davanti. Loro ovviamente sono entrate decise, ci hanno preso in contropiede e quindi ci hanno messo dentro quei 2 gol. Però io personalmente sono contenta, nel senso è stata una bellissima partita, secondo me la migliore di tutto il campionato. È una validissima squadra e quindi sarà bello andare avanti questo campionato e aspettiamo e vediamo. Proprio come dici, sarà bello aspettare il girone di ritorno. Però sicuramente Vittorio Veneto qualcosina in più sul possesso e su certe attenzioni in più che doveva magari dare in campo nel primo quarto d'ora del secondo tempo sicuramente doveva migliorare lì. Sì, sicuramente, poi comunque ci sta, nel senso può succedere, ovviamente non deve succedere, quindi lavoreremo per far sì che non succeda, però quando hai di fronte comunque una squadra ottima sbagli un attimo e ti pungono, insomma. Quindi bene, lavoreremo, adesso andiamo avanti perché comunque non è che le partite, il campionato si giochi su una partita, quindi andiamo avanti, facciamo la nostra, abbiamo portato a casa un punto validissimo e affronteremo partita dopo partita, dobbiamo solo affrontarla come se fosse sempre l'Ariozzese, perché secondo me come abbiamo giocato oggi, se giocassimo sempre così faremo veramente male a tutti. Allora mister, contento della partita? È stata una partita divertente, dei 2 volti perché il primo tempo l'abbiamo giocato, abbiamo tenuto il pallino del gioco, abbiamo fatto 2 gol al primo quarto d'ora, quindi sembrava tutto troppo facile. Ma di fronte non avevamo l'Oristano, ma bensì una squadra che l'aveva vinte tutte quante, con la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Sono entrate il secondo tempo cattive perché dovevano giocare così a Diocese e noi abbiamo commesso qualche errore, siamo entrate un attimino rilassate rispetto all'inizio partita, abbiamo preso 3 gol in 20-25 minuti, cosa che una squadra 18, ecco, quindi una squadra come la nostra non si può permettere una cosa del genere. E dopo però si state brave a recuperare immediatamente e a portare a casa un buon punto, perché alla fine queste ragazze vengono da 15 vittorie consecutive, quindi che cosa gli si può dire? Niente se in 20 minuti sono entrate un attimino rilassate. È certo che
non deve più accadere, se vogliamo arrivare lassù da sole non deve più accadere una cosa del genere. Una cosa sicuramente che hai detto tra fine primo tempo e l'inizio del secondo, attenzione proprio a questo primo quarto d'ora, gliel'hai proprio comunicato? Sì, ma sono talmente navigati che lo sapevano già, e chiaramente è stata una delle cose su cui abbiamo parlato nei 15 minuti di riposo, però parlarne non serve a poco se dopo non si entra in campo con la cattiveria e la concentrazione, che ci sono ancora 45 minuti da giocare contro un avversario forte, quindi non giochi al 100% ma al 95%, rischi. Infatti abbiamo rischiato di non portare a casa il risultato, perché i primi 20 minuti ci hanno messo veramente in difficoltà, e dopo sono state brave, come ho detto, a riportare a casa un preziosissimo punto. Diciamo che sul 2-2 è stato un po' fortunato o sfortunato per il Vittorio Veneto, che Furlan mette il palla dietro, prende il palo e giustamente l'altra fa gol. Succede, cioè nel calcio bisogna contare sempre le cose positive e negative. Questa volta è capitata a noi, magari domenica prossima succederà al nostro avversario. Comunque risultato alla fine dei 90 minuti giusto per quello che si è visto in campo, quindi un po' dispiaciuto per come è andato il primo tempo, per non aver portato a casa i 3 punti, però soddisfatto dopo i 95. Una nota, mister, ha sofferto un po' alla fine però il centrocampo magari? Sì, e dopo il 3-3 ho cambiato, ho messo la Toma come vertice basso, quindi eravamo in superiorità numerica, perché la Diocese, inoltre che prendeva palla, la verticalizzava, quindi eravamo un attimino in ritardo, però insomma ci stava, due squadre che sono affrontate a viso aperto, poteva finire 4-4, 4-3, quindi va bene così, ci portiamo a casa questo risultato. Allora Bianca, 1-1 tra Piai e Codecà. Sì, non solo, poi sono stati i gol anche delle nostre rispettive compagne. È stata una bella partita, un big match come ci aspettavamo, e niente, siamo state brave a rientrare nel secondo tempo, ribaltare il risultato. Peccato che hanno pareggiato, perché a un certo punto noi ci credevamo comunque anche alla vittoria. Giustamente un po' impaurite magari nel primo tempo, poi come hai detto te un'altra distesa nel secondo. Sì, sono stati i primi 10-15 minuti che eravamo forse un po' impaurite, non so, però poi abbiamo iniziato a fare il nostro gioco ed è cambiato tutto quanto. E hai lasciato una squadra di Serie A, Florentia, se non sbaglio, Mozzanica, scusa, per unirti a questo progetto, e quindi come ti stai trovando in questo momento? No, mi sto trovando molto bene, mi trovo bene sia con la mia squadra, con la società, no, veramente una società seria e ha un bel progetto che ho sposato ben volentieri. Parliamo del campionato, allora un braccetto fino alla fine secondo te con il Vittorio Veneto? Non lo so, io sono molto scaramantica, preferisco non parlare. Comunque il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tante partite da giocare e quindi si vedrà un po'. Infatti c'è tutto il giro di ritorno. Sì, ancora tutto da vedere. Grazie Bianca, allora, e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi. Passiamo con il mister della Riozzese Salterio, una nota positiva, sicuramente un punto guadagnato qui a Vittorio Veneto. Ma diciamo un punto guadagnato da tutte e due, nel senso che secondo me Vittorio Veneto ha iniziato sicuramente molto meglio la partita di noi, i duelli 1 contro 1 arrivavano prima, diciamo sono entrati sicuramente con un piglio giusto, sono andati giustamente in vantaggio, poi però secondo me siamo venuti fuori noi, nel secondo tempo soprattutto siamo tornati in vantaggio, ma già nel primo abbiamo avuto diverse occasioni per far gol, quindi io credo che alla fine il pareggio sia giusto, non lo vedo come pareggio guadagnato, diciamo, da noi, no? C'è magari stato un po' di, come posso dire, un attimo di attesa nel primo tempo, un po' di paura magari? Ma sì, adesso non so se paura, però sicuramente, come ho detto prima, loro hanno iniziato molto meglio, bisogna fare i complimenti, hanno affrontato questa partita come bisogna affrontare queste partite, quindi da questo punto di vista sicuramente sono state molto più brave. Una volta ci siamo riorganizzate, però io credo che abbiamo fatto tanto anche noi. Diciamo proprio, infatti, il primo quarto d'ora della ripresa devastante. Sì, diciamo, ci siamo guardati in faccia, spogliatoi, abbiamo detto dobbiamo, così non possiamo sicuramente mettere in piedi la partita, siccome abbiamo fiducia nelle nostre capacità e l'abbiamo dimostrato, è stato proprio un inizio di primo tempo errato.
Ora, a parte il giudice sportivo che non so come andrà a finire la vicenda, ma comunque a parte questo il campionato continua a braccetto con l'Italia Veneto. Ma io credo proprio di sì, nel senso che l'ho detto ieri in intervista, abbiamo fatto benissimo noi, hanno fatto benissimo loro, quindi non vedo motivi per cui non si vada fino alla fine. Oggi in campo abbiamo rifatto vedere che comunque sono due squadre che meritiamo di star là, ecco. Diciamo che forse il peccato vero è che in questo campionato ci sia una che vada su. Non va subito. E non è detto neanche che vada su subito, però credo che col valore di queste due squadre questo girone andrà su sicuramente.